Da 18% in Europa a 13,5% in più rispetto allo scorso anno in Italia. È il rincaro del prezzo del pane e si stima che gli italiani spenderanno in questo 2022 900 milioni di euro in più per l'acquisto del pane rispetto al 2021. Tra le cause l'aumento del prezzo del grano e delle materie prime, ma anche di energia elettrica e gas. E accanto alla gente ci sono i panificatori che cercano di barcamenarsi per garantire la qualità alla propria clientela senza esagerare con l'aumento inevitabile dei prezzi. E c'è molta rabbia. A livello personale mi sono sentita offesa perché ormai è uno dei pochi lavori artigianali che rimangono, per cui non si calcola più che una persona viene qua alle 3, parte da acqua e farina per arrivare a un prodotto finito e non trovo corretto che ci siano titoli enormi dove scrivono il pane, oh mio Dio, non lo trovo corretto perché se vogliamo guardare tutto il resto, acqua, luce, gas, benzina, gasolio, oppure parliamo di prodotti alimentari, sono comunque cresciuti tutti. Perché solo il pane? E la questione va a pesare parecchio anche su di voi che usate soprattutto l'elettricità, i forni, avete bisogno, necessità appunto di utilizzarli, avete riscontrato in quest'ultimo periodo aumenti folli. Folli, esagerati, io non lo so, la scusa della guerra, questo e quello, io non voglio mettere in dubbio, ma è una roba esagerata. Da 900 euro di luce a 2008.